Cari telespettatori, ben arrivati, bentornati in nostra compagnia, e quest'oggi abbiamo il piacere di fare una puntata molto interessante, particolare, diversa dal consueto, perché ci ha raggiunto, non è la prima volta, qui in studio Marco Ugherani, ben arrivato. Ciao. Che è triatleta, sì, che adesso esatto. ci spiegherà che cos'è un triatleta, vi spiegherà che cos'è un triatleta, ma soprattutto è reduce da pochissimo tempo da un'impresa di non poca dimensione portata in Malesia, una gara di triathlon molto impegnativa, e si sta allenando per un'altra impresa per la seconda volta consecutiva, peraltro, Esatto. altrettanto impegnativa in Marocco, nel deserto, giusto? Esatto. Anche quella non sarà una cosa Sì, di poco sì. conto. Siccome sono cose avvincenti, non da tutti, anzi, vabbè, da pochissimi, vediamo di capirci. Innanzitutto, come va? Allora, bene, grazie. In recupero, anzi ho recuperato bene dopo la Malesia. Quando è finita Proprio esattamente un mese fa, perché sono rientrato, la gara era il 1° novembre e sono rientrato l'8, e poi il tempo tecnico di sistemare cose di lavoro e poi riprendere poi gli allenamenti. Adesso siamo riprendere già... gli allenamenti. Sì, siamo già in pieno regime quasi. Malesia Langkawi, Esattamente, giusto? sì. Ho fatto una gara di triathlon Ironman. Che sarebbe cos'è? L'Ironman è una disciplina che prevede 3 km e 8 di nuoto, 180 in bici e la maratona da 42,2. Quindi dopo aver fatto 180, che qua vediamo la foto, immagino che sì. sia in un momento della competizione. Lì stavo provando il percorso della bicicletta. Quindi ancora non molto provato, ma felice ancora. E dopo 180 in bicicletta, e dopo ci sono i 40 alla maratona. Sì, 42 della maratona. Mamma mia. E questo è un percorso molto... Io era la prima volta che facevo la Malesia e me l'avevano raccontato come uno dei più duri del mondo per le sue condizioni. Però io, siccome sono anche molto curioso, andiamo a vedere se è effettivamente così. Qui, e devo dire... innanzitutto l'alimentazione è diversa dalla nostra. Sì, io per fortuna ero anche mi ero portato via anche le mie cose, perché se non trovo l'alimentazione mia, io il mio riso ce l'ho sempre, riso e olio d'oliva di casa ce l'ho sempre dietro con me. Qui c'è pesce, però è buono? Sì, lì era buono, però erano mercatini che, insomma, per noi è meglio starci lontano, perché non si sa mai per lo stomaco, mangi qualcosa che non va bene. Assolutamente. E quindi ti dicevo che sì, è stata una gara che è stata dura, perché è una gara che l'umidità è veramente elevatissima, unita alla temperatura, quindi c'erano 35-36 gradi con un 95% di umidità. E quindi si usciva durante i giorni prima della gara, si usciva dall'appartamento e sentivi questa ondata di umidità caldissima addosso. E veramente ma non sarebbe difficile. stato meglio non entrare neanche in un ambiente di aria condizionata per abituarsi sempre a questa temperatura? Io dormivo con l'aria condizionata, perché per dormire, anche se poi ho avuto molte difficoltà col jet lag dell'aereo a riposare bene, però tutto il resto della giornata è fuori all'aperto, quindi ci si abitua. anche perché i posti sono molto belli, l'acqua, tutta l'isola di Langkawi è molto bella, quindi abbiamo anche girato prima della gara, però è sempre in un contesto che è caldissimo, tu sempre avvolto da un phon, sembra di stare in un forno. E la scelta da parte dell'organizzazione di quest'isola della Malesia, e in queste condizioni climatiche un po' impegnative, è per mettervi alla prova il fisico? È un circuito, cioè quelle sono le condizioni. Chi vuole prendere parte a questa gara sa che va incontro a queste condizioni qua. Ma a differenza delle altre gare, penso che sia proprio veramente dura, perché questo tipo di gara è conosciuta proprio per queste caratteristiche, perché a differenza delle altre gare c'erano probabilmente metà degli iscritti. Solitamente su una gara in tutte le categorie ci sono 800 persone, qua a malapena arrivavano a 350-400 persone, quindi è veramente una gara che la gente... Però io sono molto curioso e poi anche perché raggiungerla, insomma, non è poco. Quante ore ci avete impiegato? Ci abbiamo messo 14 ore di volo e praticamente un giorno per andare là. Poi ho pagato anche parecchio il jet lag, dove non sono riuscito a riposare bene, quindi poi ho avuto problemi anche durante la gara. Comunque, insomma, è andata. Allora, prima vedevamo su un letto tutta una serie di presidi, di cosa si trattava? Allora lì perché in questa gara qui ho voluto provare. Eccolo qua. Sì, eccolo qua. Questa era la mia organizzazione della
diciamo, la distribuzione di circa 90 grammi di carboidrati per ora. E per ora? Sì. Per ogni ora io mi prendo una busta di sali e un gel da 30 o 40 grammi di carboidrati, quindi quelle erano le 5 ore di bici e sotto erano le 4 ore di maratona. E me l'ero fotografata per ricordarmelo, perché io cerco di fare tesoro di tutte le esperienze, no? E in questa gara qui avevo provato appunto questo tipo di assunzione regolare e devo dire che mi sono trovato abbastanza bene, insomma. Anche se poi ho avuto qualche problema la mattina con la colazione. Perché? Perché ho fatto colazione con il burro d'arachide, alimento che io non mangio mai, ma è stata una svista, e quindi quando sono uscito dall'acqua, sono uscito bene perché ero 13° su una cinquantina di partenti della mia categoria, però quando ho iniziato a spingere poi sulla bici sentivo che c'era qualcosa che non va, e quindi ho avuto problemi con lo stomaco e lì ho tirato un po' al minimo, non ho tirato fino in fondo perché proprio non riuscivo a spingere forte sulle gambe. E questo era dovuto Penso per due fattori fondamentali. Il primo è il burro d'arachide, che probabilmente mi ha rivestito lo stomaco di una sostanza oleosa, probabilmente. Ti ripeto, è un errore proprio che ho fatto io, banalissimo, perché con l'esperienza mia non avrei dovuto commetterlo, però io sono anche molto critico e vado a cercare, vado a capire il perché ho mangiato, probabilmente perché erano 10 giorni che eravamo nel resort, e quindi a forza di fare sempre la solita colazione, probabilmente quella mattina lì le ho visto vicino alla marmellata e al miele, ho detto oggi proviamo qualcosa di diverso, e quindi ho fatto un piccolo errore. Perché nei momenti preparatori comunque c'è ma l'alimentazione non è controllata, bilanciata? Sì, certo, però non è, ti dico, diciamo, non guardiamo alla caloria, però sai, prima di una gara c'è sempre un po' di tensione, c'è sempre un po', certamente io durante solo l'ultimo giorno si fa magari un po' più di carboidrati abbondanti, alla sera ho mangiato bene, doppia porzione di riso bianco con il salmone alla piastra, quindi perfetto, avevo dormito. Dopo il sonno ho fatto colazione con queste 2 fette di pane con un po' di burro, ma quello è stato un po'... Non era proprio indicato. Sì, non era indicato, quindi ho un po' pagato lo scotto. Però ci sta, dai, su un percorso di un atleta l'errore ci sta, basta prenderlo un po' in... Sì, non deve essere, come posso dire, un elemento che rovina tutta la prestazione. Quindi la gara incomincia con il nuoto. La gara inizia con il nuoto. Per fortuna l'acqua non era fredda, almeno questa. No, esatto, anzi c'era un po' di corrente, quindi sono uscito molto bene, 13°. E poi si esce dall'acqua e cosa si fa? Si corre? Si corre chiaramente al cambio, al primo cambio, e si prende la bicicletta. Si sale in bici e si parte più forti possibile, chiaramente. Si fanno, in questo caso qua la gara prevedeva 2 giri dell'isola di 90 km con 1500 metri di salita. Aspetta, sì, non erano 1550. E la bicicletta, una bicicletta che ognuno si porta via dalla propria bicicletta? Ognuno ha la propria bici, e dove c'è il divieto di stare in scia, perché la disciplina della bicicletta non prevede, è prevista la squalifica quando diciamo che ti metti a ruota, quindi devono esserci minimo 10 metri e i sorpassi devono avvenire a 2 metri di distanza, quindi non devi sfruttare la scia dell'atleta. Questa è una bicicletta che stiamo vedendo, Sì, questa è la mia bici. Che caratteristiche ha? Ha le caratteristiche di essere la mia bici. Primo. No, è una bici che uso da tanti anni, io e lei siamo molto affezionati perché quando esco con lei faccio anche 10 ore di bicicletta, e quindi è veramente una compagna di viaggio. Io ogni tanto la definisco il mio ufficio su ruote, perché contestualmente al fatto di allenarmi io poi con la testa porto avanti anche la mia attività. Quindi 10 ore sono tante in bicicletta. Tantissime, sì. Ma quindi è fatta su misura anche per una fatica alla schiena, le gambe? Sì. La bicicletta parte da è una taglia M, dopodiché la posizione in sella viene fatta da un professionista, quindi hai l'altezza, la lunghezza, l'inclinazione del busto, delle anche, quindi vengono fatti... Ti mettono dei sensori nei vari punti, diciamo, delle articolazioni, e dopo con il computer ti regolano la posizione
C'è una cosa millimetrica, per chi non è professionista sembra anche una cosa anche abbastanza... È bellissimo, ma infatti è il percorso alla gara, cioè la preparazione è veramente un percorso per me molto bello, perché ogni volta si scopre qualcosa in più, quindi la posizione è diversa, ma anche le stesse ruote, magari cambiare determinate ruote da una ruota che usavo prima a una ruota o le ultime ruote, quindi cambia veramente la tecnologia ed è bello inseguire questi aggiornamenti qua. Quindi a fronte di uno stesso telaio, su questo vengono messi degli ulteriori elementi che la rendono sempre più competitiva in qualche modo. Io adesso per esempio uso ancora i freni tradizionali per un discorso mio di praticità, perché io sulla bici mi faccio tutto, quindi mi monto completamente la bici, me la faccio io, e per non avere problemi con i freni a dischi e con la parte idraulica allora evito questa cosa qua, però è proprio bello entrare in sintonia con la bicicletta e essere padrone di lei, cioè, io sulla bici, ti ripeto, la smonto completamente e la ricostruisco da solo. Ecco perché per fare il viaggio la bicicletta, a parte che puoi caricarla anche come estiva, uno si lascia un attimo... No, ma questa bici in particolare viene smontata tutta, ruote, la forcella davanti e le ruote vengono messe dentro una cassa in plastica, un grande box. E anche lì ormai sono abbastanza veloce, perché ormai sono tanti anni che uso questa bici con questa cassa, quindi... Che la bici quanto pesa? La bici pesa sugli 8 kg qualcosa. Quindi leggerissima. Sì, abbastanza leggera questa qua. Poi la cassa un po' sui 14 kg, quindi quest'anno sono riuscito a fare cassa e bici 28 kg, quindi non ho avuto problemi ogni volta a superare i 30, perché le compagnie aeree, se superi i 30 kg ti fanno pagare di più, no? E quindi questa è la salita in bici, quindi sì, è la partenza, è la partenza della bicicletta. È proprio la partenza? Sì, è la partenza, stavo uscendo. In quanti eravate lì alla seconda fase? Allora, tutti 50 delle mie categorie, poi in totale sarebbero stati forse 400 persone in tutto. Insomma, comunque. L'età media di chi? Ma sicuramente l'età media penso sarà su intorno ai 40. Quindi non 40 giovanissimi, anni, no. Perché è un'attività, un triathlon anche. Diciamo la mia categoria uomo dai 45 ai 55 è quella più, anche 60 è quella più accanita, dove ci sono più persone, perché comunque ci vuole tanto tempo per preparare le gare, quindi sai, magari da giovane devi lavorare, devi fare tante cose, hai la famiglia, invece quando hai superato una certa età hai più tempo libero per preparare queste gare. Quindi voi siete seguiti tu sei seguito da un allenatore, da una chi è che segue? Sì, ho uno staff ormai consolidato. Come preparatore atletico ho Vittorio Garaventa che mi segue, che è proprio qua di Abano, che ormai mi segue dal 2013, sono 13 anni che abbiamo fatto 3 mondiali. Quindi ti conosce benissimo. Sì, siamo grandi amici, proprio, magari non ci sentiamo tutti ogni giorno, però devo dire che ci sentiamo quando c'è qualcosa qualche domanda, qualche magari tabella che non capisco bene, ci sentiamo subito. Ma non viene in No. trasferta? Una volta veniva, adesso lui rimane un po' più tranquillo. Siamo arrivati andiamo in pubblicità, torniamo su questo qua, siamo intanto arrivati all'allenatore, però poi ci sono anche altre figure, poi ci sarà anche un medico eccetera, e poi raccontiamo ancora di questa gara, perché certo. È vincente tra poco.